L'assessore regionale alla famiglia onorevole Nuccia Albano oggi ad Agrigento in occasione delle iniziative per l'8 marzo organizzate da Leonardo di Agrigento. Continuano gli incontri formativi al Gallo di Agrigento con il gruppo imprenditoriale alberghiero Blu Serena. L'istituto ha anche vinto il premio nel trofeo Tino Venuti per la migliore decorazione degli uovi di Pasqua. Lavori di ristrutturazione e di recupero dell'Istituto Boccone del Povero a Favara. Presto gli uffici comunali saranno accentrati in un'unica struttura. Previsto anche il recupero di un teatro all'interno dell'edificio. L'azienda Nuove Energie Enel presenta opposizione al ricorso straordinario fatto da varie associazioni agrigentine alla proroga prevista dal governo Schifani per la realizzazione del rigassificatore a Porto Empedocle. Confiscati beni per 26 milioni di euro al noto imprenditore di auto a Palermo, era a disposizione di Cosa Nostra. Termina con un pareggio l'incontro tra il San Luca e il Licata Calcio, vi proponiamo una sintesi. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Continuano gli appuntamenti in vista della festa delle donne dell'8 marzo organizzati dall'Istituto Leonardo di Agrigento. Oggi un nuovo incontro con l'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, onorevole Nuccia Albano. Continuano gli incontri per la festa dell'8 marzo. Oggi abbiamo l'assessore Albano che darà ovviamente il suo messaggio ai ragazzi anche per quello che hanno fatto nel settore. Sì, nel nostro percorso abbiamo avuto il privilegio di poter ospitare oggi l'onorevole Albano, assessora alla famiglia con delega alle pari opportunità, che darà la voce non solo di una donna impegnata in politica, ma anche di una donna che lavora, si spende e dà risposte nella politica. È importante per i nostri ragazzi perché spesso sappiamo che c'è un gap tra i giovani soprattutto e le istituzioni. In questo caso invece per noi l'assessore rappresenta un role model da presentare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, per far sì che magari qualcuna in futuro possa anche spendersi ed avvicinarsi alla politica per assumere un ruolo attivo che serva a rispondere ai bisogni della gente. Ecco, ricordiamo che dopodomani ci sarà un altro appuntamento particolarmente interessante, no? Ecco, magari così, giusto per informare le persone. Sì, domani abbiamo un altro appuntamento, parleremo sempre di donne e politica, però presentando un corso di formazione politica, mentre il 12 avremo ospite Stefania Battistini, inviata del TG1 nelle zone di guerra, sia in Ucraina, l'abbiamo vista fino a questa mattina, che nel territorio israelo-palestinese, che ci verrà a raccontare il punto di vista delle donne nella guerra e il punto di vista dell'inviata che calca purtroppo queste tragiche scene e il punto di vista delle vittime, che sappiamo delle guerre sono principalmente le donne ed i bambini. Assessore Nuccia Albano, oggi qui con i ragazzi del liceo Leonardo per discutere di inclusione sociale, assistenza, insomma tutte cose di competenza del vostro assessorato. Se ci illustra sulle novità e sulla politica che avete fatto. Diciamo che l'assessorato che dirigo da oltre un anno è in grande fermento perché abbiamo portato avanti tanti progetti, abbiamo pubblicato l'anno scorso 38 avvisi dando risorse per circa 100 milioni, ma per quanto riguarda i ragazzi sono stati fatti bandi per l'inclusione sociale non solo dei nostri cittadini italiani ma anche per gli immigrati di cui noi ci occupiamo. Abbiamo anche fatto degli avvisi per poter sensibilizzare attraverso l'ufficio scolastico, quindi attraverso le scuole, dei corsi contro il bullismo e il ciberbullismo, che è un'altra piaga sociale. Ci siamo occupati anche delle tossicodipendenze facendo dei bandi in tal senso per la lotta contro questo crack che ormai ha invaso le piazze di tutte le nostre città.
In Fieri ci sono tanti altri progetti, cerchiamo appunto di non perdere di vista quelli che sono i bisogni dei nostri cittadini, soprattutto dei più fragili come possono essere i giovani, gli anziani, gli immigrati, le donne vittime di violenza, i disabili. Ecco, la festa dell'8 marzo, domani è l'8 marzo, che festa è ancora? L'importanza di questa festa, se festa si può chiamare, una giornata della donna, in un momento in cui stiamo vedendo purtroppo che ci sono le donne sono sempre vittime di violenze da parte dei maschi. Purtroppo ancora viviamo di questo retaggio culturale, lo dobbiamo dire, noi ci stiamo adoperando con tutti i mezzi, sia con la sensibilizzazione appunto dei giovani nelle scolaresche, ma sia anche nell'aiuto concreto nei confronti di queste donne vittime di violenza. È un retaggio che ci portiamo dal passato, dobbiamo tutti, la comunità e l'istituzione fare squadra affinché questo fenomeno terribile venga debellato. Si candiderà alle prossime europee? Non lo so ancora. Ma al DC si candiderà con una sua lista o farà qualche aggregazione? Ma ancora abbiamo delle interlocuzioni in Fieri, ma speriamo di esserci. Incontri formativi degli alunni del Gallo di Agrigento. Oggi è stata la volta dei responsabili della catena alberghiera Blu Serena. Noi abbiamo seguito l'evento. A Nicola Gallo oggi continuano i percorsi del PCTO di orientamento verso gli alunni prossimi alla fine al diploma, insomma. E oggi una nuova lezione con chi, Presi? Oggi un incontro importantissimo perché è altamente orientante per quanto riguarda le future scelte professionali dei nostri ragazzi. Abbiamo il vice direttore del Blu Serena, una catena di hotels e resort di eccellenza conosciuta, quindi offerta un'opportunità di qualità per i nostri ragazzi. Vogliamo che essi possano conoscere come vengono gestite, quali sono le caratteristiche di questo tipo di professione, perché la loro scelta dovrà essere una scelta consapevole e noi vogliamo che sia anche una scelta che miri alla più alta realizzazione professionale e umana dei ragazzi stessi. Per questo tutti i nostri incontri, e quello di oggi lo testimonia, sono degli incontri con testimoni privilegiati, sono degli incontri con delle realtà molto significative del territorio. Vogliamo che i ragazzi, e sicuramente sarà così, vengano pienamente coinvolti e magari possano fare anche delle esperienze dirette in queste strutture che offrono tanto, specialmente in questo periodo in cui si vuole veramente rilanciare il nostro territorio dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, e quindi alla base di tutto ciò c'è una ricezione alberghiera, un'attenzione per l'ospite singolare, e così deve essere, e così vogliamo che sia, e così vogliamo educare i nostri ragazzi. Un'azienda che è instaurata e lavora nel campo dell'accoglienza e dell'ospitalità è italiana. Nel caso specifico il nostro resort è situato a Licata, nell'Agrigentino, e siamo qui ben lieti di accogliere questo invito in cui la società ci tiene parecchio nell'avere questo punto di incontro tra l'azienda, il mondo del lavoro e dell'accoglienza, e il presente e soprattutto il futuro della componente più importante di un'azienda che è rivolta al turismo, cioè il personale. Noi ci teniamo molto e anzi sponsorizziamo questo genere di attività che è rivolta soprattutto ad aprirsi e a coinvolgere il territorio. Quindi ben vengano queste iniziative che ci consentono di spiegare qual è il nostro lavoro, qual è la nostra accoglienza, e aprirci anche al territorio e al futuro di questo territorio. Oggi un importante incontro con i ragazzi, ecco, il punto di vista anche di una donna in questo senso, che tipo di coinvolgimento dare, insomma, a chi si vuole approcciare al mondo del lavoro?
Ma sicuramente i ragazzi sono il fulcro della nostra azienda, perché è su di loro che Blu Serena appunto investe per una crescita interna. La maggior parte delle nostre figure manageriali infatti sono partite da dei ruoli base, diciamo, della struttura alberghiera, per poi crescere internamente appunto. Ecco, che tipo di stagione sarà questa? Quest'anno, insomma, che sta avvenendo? Sarà una stagione particolare perché Blu Serena sta crescendo, Blu Serena ha dei nuovi investimenti perché adesso facente parte di Azora, un fondo di investimento spagnolo che sta accrescendo il prestigio di Blu Serena e sta investendo molto su un nuovo tipo di turismo, perché stiamo cercando di allargare la stagione con un turismo estero. E l'Istituto Gallo di Agrigento si è classificato primo nel trofeo Tino Venuti, un concorso dedicato alla decorazione degli uovi di Pasqua che si è svolto a Catenanuova in provincia di Catania. Le interviste ai protagonisti. Un prestigioso premio vinto dal vostro istituto, abbiamo qui anche l'alunna che ha contribuito a questo premio. Il premio si chiama Quinto Trofeo Tino Venuti, che si è svolto a Catenanuova e riguarda proprio l'uovo di Pasqua, ma ci spiega meglio lo chef Jacopo Manno. Sì, buongiorno. Allora, la nostra scuola ha partecipato a questo concorso regionale che ha visto coinvolti tutti gli istituti alberghieri dalla regione Sicilia e che hanno rappresentato tutte le province. Consisteva nella decorazione con colore alimentare dell'uovo di cioccolato di Pasqua, e quindi è stata un'occasione favorevole per i nostri alunni per poter esternare il loro estro artistico nell'arte decorativa. La nostra alunna Piccone Chiodosara ha realizzato un soggetto che rappresenta in toto la nostra provincia, il Tempio di Oscore, quindi la Valle dei Templi e il mandorlo in fiore, proprio a tema del periodo in cui ci troviamo, che prossimamente si inizierà la sagra del mandorlo in fiore. Soddisfatta di questo premio? Ecco, parlaci un po' anche di questa esperienza, di questa idea avuta. È stata sicuramente un'esperienza indimenticabile, comunque è un premio molto prestigioso. Non mi aspettavo di arrivare al primo premio, però... Anche perché erano più di 100 uova di Pasqua, quindi è un bel risultato essere state selezionate. Ecco, ma l'idea di dipingere la valle, insomma, da cosa è scaturita? Da presentare la nostra provincia, comunque è sempre una cosa bella, insomma. Sì, certo. Esatto, è un nostro punto di riferimento, quindi non c'era niente di... Proprio il simbolo di Agrigento. Di Agrigento, ok. Esatto. Pensate di partecipare ad altre iniziative in questo senso, chef? Sì, senz'altro. A breve parteciperemo a un concorso che si terrà a Cammarata, dove si valorizzeranno i prodotti del territorio. A seguire nel mese di aprile parteciperemo al Desco Sicanio che si terrà a Sciacca e che verrà coinvolti tutti gli istituti alberghieri della regione Sicilia. Per noi questi sono momenti importantissimi perché sono quelle vetrine dove i ragazzi riescono a esternare la parte migliore di ognuno di loro e li fa crescere in breve tempo, perché devono dare sfogo alla loro inventiva e estro per poter realizzare un qualcosa di unico che possa colpire l'attenzione di tutti, ma nello stesso tempo che porta avanti le nostre tradizioni, perché la Sicilia, per quanto riguarda in particolar modo il mondo dolciario, penso che non ci siano uguali alla nostra terra e quindi ai professionisti che operano in questo settore.
Recuperata a Favara la struttura del Boccone del Povero, da tempo abbandonata a se stessa, adibita ora a sede degli uffici del comune, sparsi attualmente in diversi punti del territorio di Favara. Tra le opere previste anche il recupero del teatro all'interno dell'edificio. Abbiamo sentito il primo cittadino di Favara, Palumbo. Siamo presso questa nuova struttura comunale, ecco, ci troviamo nel futuro teatro del Boccone del Povero. Vedete che in fase di ristrutturazione, Sindaco, un impegno importante, diciamo, recuperare questa struttura. Ma un impegno primario intanto, perché è una struttura enorme, abbandonata a se stessa, anni di incuria, dopo che è stata abbandonata dalle suore, purtroppo non era stata più utilizzata. Noi oggi, tramite questo finanziamento, intanto per dare un teatro al Comune di Favara che non aveva avuto mai un teatro comunale, un altro finanziamento avevamo intercettato per riprendere i tetti, perché il problema principale erano i tetti, e poi con fondi propri e con i ribassi stiamo procedendo a sistemare molte delle stanze, enormi spazi che ci sono all'interno. L'obiettivo finale è quello di trasferire in questa sede tutti gli uffici comunali, che adesso sono sparsi per 7 sedi distaccate. Abbiamo già iniziato con gli uffici tributi e gli uffici anagrafe, tutti gli affari demografici, e continueremo affari sociali e tutto il resto. Io penso che a breve questa struttura sarà il fiore all'occhiello della nostra città e potrà permetterci di dare dei servizi efficienti in un'unica sede ai nostri concittadini. Ecco, questo teatro, diciamo, nel progetto quanti posti prevederà? Sarà un teatro di 190 posti, tra l'altro è collegato con l'intera struttura che sarà dedicata a uffici comunali, e ristruttureremo anche la vecchia chiesa, che sarà dedicata a un museo da dedicare al barone Mentola. Quindi chiaramente i cittadini avranno la possibilità in un'unica struttura, come diceva lei, di fruire dei vari servizi comunali? Sì, purtroppo oggi abbiamo 7 sedi distaccate, dislocate in modo, diciamo, troppo distante per l'intera città. L'obiettivo finale entro la mia amministrazione sarà quello di poter portare tutto il comune in un'unica sede, sfruttando anche gli spazi enormi che ci sono all'esterno, quindi un unico posteggio con servizi ottimali per i nostri concittadini. Avete altri progetti in cantiere? Adesso ci sono quasi 16 milioni di euro di progetti già cantierizzati, stiamo parlando della scuola Mendola, stiamo parlando di diversi asili, stiamo parlando anche in questa struttura. A parte della struttura, ad esempio, sarà dedicata a Asilo Nido tramite un finanziamento PNRR intercettato di circa 600.000 euro. Anche quella sarà un modo per riutilizzare questa struttura. Avete altri finanziamenti PNRR? Sì, noi abbiamo presentato quasi 32 milioni di euro di finanziamenti, ripeto, 16 già cantieri, molti partiranno, sarà realizzato un GCR, una nuova palestra, 2 palestre, 2 mezze scolastiche, 2 asili nido, la scuola Mendola. Diciamo che in appena 2 anni abbiamo dato una bella sterzata alla fase di progettazione del nostro ente. Lo si può ritenere soddisfatto di questi 2 anni di sindacatura? Sì, io penso che gli obiettivi che ci siamo prefissati li stiamo portando tutti a termine. 2 anni difficili, fra i controlli, fra rimettere mano alla macchina amministrativa, però diciamo, siamo soddisfatti e pensiamo, ripeto, entro i prossimi almeno 2 anni e mezzo di poter far vedere i risultati anche ai nostri concittadini, perché la cosa più difficile è far capire alla città che si sta programmando, si sta creando le basi per poter dare servizi migliori. Quindi se in questo momento ci sono dei disservizi, se in questo momento ci sono delle cose che non funzionano, è perché ci stiamo mettendo mano e i risultati non sempre si vedono nell'immediato. L'assessore al comune di Agrigento, Vullo, afferma la legge regionale che riconosce la figura del caregiver familiare colma un vulnus giuridico fondamentale. Ringrazio il gruppo parlamentare dell'Autonomia che ha contribuito a ottenere questo risultato, il servizio. L'assessore ai servizi sociali del comune di Agrigento, Marco Vullo, commenta positivamente e ringrazia il gruppo parlamentare degli autonomisti all'Assemblea regionale siciliana per aver portato a termine e approvato una legge organica che dà finalmente un riconoscimento giuridico alla figura del caregiver, che è un elemento fondamentale per l'assistenza e la cura del disabile. Un passo in avanti per il mondo della disabilità è il riconoscimento per legge del caregiver, che negli ultimi anni ha avuto un ruolo importantissimo nell'assistenza e cura. Adesso ha un identificativo normativo che rende la regione siciliana innovativa in un processo di sostegno per la disabilità. Ringrazio, continua l'assessore ai servizi sociali Vullo, tutto il gruppo parlamentare dei popolari e degli autonomisti per aver seguito il cammino del decreto legge fino alla sua approvazione.
È certamente un passo in avanti anche per i distretti sociosanitari. Questo viatico legislativo può segnare positivamente i percorsi di integrazione e di assistenza e bisogna percorrere questa strada per trovare ulteriori fondi per l'assistenza diretta e indiretta ai disabili, che vedono centrale in questo processo una figura indispensabile quale il caregiver. Questo è il parere dell'assessore al comune di Agrigento Marco Vullo, che riconosce la figura del caregiver come un vulnus giuridico fondamentale, ringraziando tutto il gruppo parlamentare all'ARS. E l'ex segretario regionale del PD, onorevole Giuseppe Lupo, è stato assolto dall'accusa di corruzione, 4 anni e mezzo di carcere per peculato. L'intervista allo stesso onorevole Lupo da Palermo. Ho sempre avuto fiducia nella magistratura, sono sempre stato convinto che la verità sarebbe emersa. Ringrazio i miei avvocati, Giuseppe Gerbino, Salvatore Battaglia, che mi hanno assistito con grande professionalità, e ringrazio tutti gli amici che mi sono stati vicini, mi hanno sostenuto in questi anni. L'assoluzione, perché il fatto non sussiste, mi ripaga di tante amarezze che ho dovuto affrontare in questi anni in cui ho continuato ad impegnarmi al servizio delle istituzioni, e oggi in Consiglio Comunale a Palermo, facendo sempre del mio meglio per il bene comune. Ecco, le è costato anche un passo indietro per la candidatura alle regionali? Sì, ho preferito fare un passo indietro, non candidarmi alle elezioni regionali, proprio per evitare strumentalizzazioni che avrebbero danneggiato anche il partito in cui credo, il Partito Democratico. L'azienda Nuova Energia Enel ha presentato opposizione con richiesta di trasferimento della sede avverso il ricorso straordinario demandato al presidente della regione Schifani da diversi ricorrenti agrigentini. L'intervista ad Alessio Lattuca del Movimento per la Sostenibilità Ambientale. Alessio Lattuca, Movimento per la Sostenibilità Ambientale. Ecco, ci sono delle novità relativamente al ricorso che voi avete presentato contro il rigassificatore a Porto Empedocle e appunto l'idea del presidente Schifani di rinnovare le licenze e fare, diciamo, la struttura. Ci aggiorni? Bene, noi abbiamo presentato ricorso in forma straordinaria perché i tempi non consentivano di ricorrere al TAR. Nonostante ciò, Enel, Nuova Energia e SNAM hanno presentato ricorso al nostro ricorso, scusate la cacofonia, richiedendo di portare in via giurisdizionale il ricorso, cioè al TAR. Una questione che ci solleva qualche dubbio, qualche sospetto, perché è una cosa che, avendo la possibilità della comodità di avere un ricorso al Presidente della Regione in forma straordinaria, decidono di portarlo al TAR. Quindi, diciamo, abbiamo già presentato, gli avvocati hanno riportato il ricorso appunto al TAR, l'hanno incardinato e quindi aspettiamo degli eventi di quando si svolgerà il dibattito. Senti, c'è un fermento anche, diciamo, nel settore. Anche Legambiente giorni fa ha coinvolto un'iniziativa popolare sul no al rigassificatore. Ecco, cosa c'è all'orizzonte? Diciamo che finalmente alcune persone, anche partiti che prima erano a favore, hanno rivisto le loro posizioni. Fortunatamente adesso sono vicine a noi in questa partita complicata, perché abbiamo dei nemici potenti da combattere come Enel, SNAM, Eni. Sono tutti interessati a fare di questo luogo di scarti, come lo chiamo io, un luogo dove posizionare impianti pericolosi e inquinanti che altri ovviamente non vogliono. Ma c'è di più, c'è una questione strategica alla base, che è la questione connessa all'uso dell'idrogeno, perché il fatto che vogliono fare un hub del gas a Porto Empedocle nasconde altre questioni ancora più gravi, ancora più pesanti, ancora più difficili da contestare, perché i potentati diventano sempre più potenti. Vogliono far passare l'idrogeno che viene dall'Africa, da Porto Empedocle, perché SNAM, che è il vero attore principale di questa vicenda,
si limita al trasporto, vuole trasportare nelle stesse reti dei gasdotti appunto, l'idrogeno, e già lo sta facendo, per cui non è una novità, ma il futuro purtroppo per noi è questo, quindi dobbiamo attrezzarci per combattere ulteriori potentati. Ecco, nel comunicato stampa che io sto leggendo tu citi l'assessore regionale all'energia che ha concesso la proroga di 70 mesi a Nuove Energie, quindi diciamo è proprio un nostro conterraneo che ha deciso la cosa. Stenderei un velo pietoso, perché a parte la questione drammatica in sé, ma che un assessore decida di concedere 70 mesi di proroga a un impianto che non è mai iniziato, quindi le proroghe si concedono quando si inizia qualcosa. In questo caso è una proroga, anche se è una follia, tutto sommato, ha concesso una proroga di 70 mesi. Cioè non ci sono riusciti in 20 anni, dovrebbero riuscirci in 70 mesi. Non sanno che noi siamo attrezzati per difenderci in modo assolutamente importante in questa vicenda, perché non è finita con questa questione, ce n'è delle altre, che quando Snam dovrà ripresentare il progetto per fare il gasdotto, perché scaduto è irripetibile, ci attrezzeremo per opporre anche il gasdotto, e la Snam è ad mortem. Assemblea dei delegati e delle delegate della CGIL Sicilia, l'introduzione del segretario generale della CGIL Sicilia Alfa Mannino ha messo al centro i problemi della nostra regione, ma anche le proposte della CGIL. Ha chiuso i lavori Maurizio Lendini, segretario generale della CGIL. L'occasione è stata data dalla ristrutturazione dell'ex scuola di formazione sindacale a Santa Venerina in provincia di Catania. Presente anche il segretario provinciale della CGIL, Alfonso Buscemi, che lo abbiamo intervistato. Assemblea dei delegati e delle delegate della CGIL Sicilia, l'introduzione del segretario generale della CGIL Sicilia Alfio Mannino ha messo al centro i problemi della nostra regione, ma anche le proposte della CGIL. Ha chiuso i lavori Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. L'occasione è data dalla ristrutturazione della ex scuola di formazione sindacale a Santa Venerina in provincia di Catania. Presente anche il segretario provinciale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi. Davvero un grande onore ospitare questa assemblea di delegati e delegate nel giorno in cui diamo via ai lavori di ristrutturazione di questo luogo. E questo per tanti anni è stato un luogo di formazione sindacale. Purtroppo negli ultimi anni l'attività è venuta meno e quindi abbiamo la necessità di rimetterlo davvero in campo. Rimetterlo in campo non solo e non tanto per la formazione sindacale che è necessaria mettere in campo, ma questo per come noi, come segreteria, come CGIL siciliana l'abbiamo immaginato, deve essere un luogo da mettere a disposizione dell'università, del mondo della scuola, dell'istruzione, del terzo settore, delle associazioni, per far sì che questo diventi un luogo di elaborazione, di progettazione, di programmazione di una nuova economia, di una nuova società siciliana. Oggi la posa della prima pietra per la ristrutturazione di questa bellissima struttura della CGIL italiana alla presenza del nostro segretario Maurizio Landini. La formazione delle delegate e dei delegati, dei quali dirigenti per la CGIL rappresenta un punto fermo per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di conoscere i propri diritti e poterli rivendicare. Lavoratrici e lavoratori devono sapere quali sono gli ordini a cui non bisogna obbedire di fronte ai pericoli a cui vengono esposti nei cantieri di lavoro. Non possiamo consentire più a nessuno di girarsi dall'altro lato mentre la gente muore. Le lavoratrici e i lavoratori devono conoscere i guai, i guasti che l'autonomia differenziata del governo Meloni sta esponendo il nostro paese rispetto al dramma della Sicilia che perde importanti risorse, che spaccano il paese con 23 differenziazioni tra regioni e regioni rispetto a temi molto importanti: formazione, sanità,
politiche energetiche, sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco, abbiamo voluto rimettere in campo questo ente di formazione proprio per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di avere gli strumenti necessari per difendere i propri diritti. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Sul grano continuano i controlli del Noras a Pozzallo, una nave proveniente dalla Francia. Soddisfazione dell'assessore San Martino. Continuano i controlli del Corpo Forestale della Regione Siciliana sul grano estero in arrivo nei mercati dell'isola. Il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia, cosiddetti Noras, è intervenuto al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, su un carico di 3.000 tonnellate di una nave proveniente da Port-la-Nouvelle, in Francia. I campioni di grano sono stati consegnati all'Istituto Zooprofilattico della Sicilia per le verifiche sulla sicurezza alimentare. Ringrazio il personale del Noras, del Corpo Forestale, ha affermato l'assessore regionale San Martino, per l'impegno continuo che mette nei controlli sulla qualità dei prodotti che arrivano dall'estero. Il governo Schifani mette così al primo posto la salute dei consumatori, in prima linea per tutelare gli agricoltori e i produttori dell'isola. Il Noras a seguire ha eseguito anche i controlli nel Massi, mercati agroalimentari Sicilia e Catania, effettuando un sequestro di quasi 900 kg di prodotti ortofrutticoli ed elevando sanzioni per circa 4.800 euro. Il nostro obiettivo, ha dichiarato l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Elena Pagana, è garantire a tutti i siciliani la tracciabilità dei prodotti e standard elevatissimi di controlli e di qualità, un'attività che svolgiamo senza soluzione di continuità e che vede la nostra regione impegnata per garantire la sicurezza degli alimenti e accrescere la fiducia dei cittadini. Confiscati beni per 26 milioni di euro al noto imprenditore Rosario Castello del settore auto, già condannato per associazione di stampo mafioso, in quanto ritenuto a disposizione di Cosa Nostra. Il sequestro è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. La corrispondenza. Aveva un patrimonio da ben 26 milioni di euro tra fabbricati, ville di lusso, conti correnti che ora passa nelle mani dello Stato. La Guardia di Finanza di Palermo ha infatti eseguito un decreto di confisca diventato definitivo con una sentenza della Cassazione nei confronti di Rosario Castello, 72enne, ex titolare della concessionaria Zeus Car. Il destinatario del provvedimento, ricostruiscono così gli investigatori, è un noto imprenditore attivo nel settore del commercio di autovetture di lusso, già condannato per concorso esterno in associazione di stampo mafioso, poiché è ritenuto soggetto a disposizione di Cosa Nostra. Secondo le indagini degli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria del GICO, Castello avrebbe fornito un contributo al mantenimento e al consolidamento dell'organizzazione criminale, procacciando sistematicamente auto pulite destinate all'utilizzo da parte di alcuni esponenti di Cosa Nostra, quali, per esempio, quelli facenti parte del mandamento mafioso di Brancaccio, uno su tutti, Lorenzo Tignirello, ma anche Cristoforo Cannella, mettendo a loro disposizione luoghi sicuri dove organizzare riunioni riservate tra uomini d'onore, per l'appunto, svolgendo anche la funzione di prestanome per le famiglie mafiose di Corso dei Mille e di Brancaccio, per conto delle quali ha anche investito del denaro proveniente da Antonino Spadaro. Il procedimento di prevenzione è richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha preso avvio dalla valorizzazione degli elementi di indagine che hanno portato all'emanazione delle sentenze di condanna, ha fatto emergere, grazie agli accurati approfondimenti economico-finanziari, una netta sproporzione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio nella disponibilità dell'imprenditore e del proprio nucleo familiare. A Rosario Castello, così si legge nella nota, erano riconducibili attività commerciali esercitate in stretta commistione di interessi con Cosa Nostra, nonché beni immobili acquistati con i ricavi derivanti dalle predette imprese. Nel 2014 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, facendo proprie le ricostruzioni effettuate dai finanzieri, aveva disposto il sequestro del patrimonio in cui erano compresi compendi aziendali di 3 società e relativo capitale sociale, 4 fabbricati commerciali, 2 ville di pregio e 15 rapporti bancari, nonché finanziari
familiari per un valore complessivo stimato in oltre 26 milioni di euro. E l'ADES, Associazione Donatori Empedoclini di Sangue, invita la cittadinanza alla donazione di sangue che si terrà domenica 10 marzo alle ore 8 fino alle ore 11:30 presso i locali dell'associazione siti in via Marconi a Porto Empedocle. Come di consueto, l'associazione recapiterà a tutti coloro che effettueranno la donazione il risultato degli esami del proprio sangue. A comunicarlo il responsabile dell'ADES di Porto Empedocle, Andrea Galluzzo. Passiamo ora a Messina. È stata presentata la nuova edizione della storica maratona. La corrispondenza da Messina. Più di 14 anni, è dal 2008, poi ci sono state varie interruzioni come nel 2015 e poi periodo Covid. Periodo Covid che ha danneggiato parecchie organizzazioni, anzi tutto il sistema, diciamo, delle corse su strada è a fatica, si sta riprendendo negli anni e ancora non si è ritornati a quei livelli, sto parlando pure di numeri, infatti ancora non abbiamo tantissimi numeri, però piano piano sta riprendendo i numeri di una volta. Non è facile, questa è una città bellissima, Messina, e grazie, diciamo, a tutta l'organizzazione del comune, perché la maratona non è un evento che si può organizzare con un semplice assessorato, vengono coinvolte tutte le parti della città, soprattutto del comune, che è praticamente impegnato su tutti i fronti. È una gara di 42 km, la gara regina, diciamo, è la maratona della città e il nostro obiettivo è sempre stato quello di continuare, di tenere duro e così faremo. Certo, le difficoltà sono sempre tantissime, per ora siamo circoscritti a un percorso un po' più corto, un circuito di 5 km, però purtroppo questo consente la città in questo momento, soprattutto pure relativamente alle le circolari sulla sicurezza, che il percorso deve essere totalmente chiuso al transito e purtroppo e paradossalmente è una città di 50 km di coste, possiamo fare solo questo per ora. Era partita nel 2008 che arrivavamo alla Laghi di Canzirri, chi lo sa che riprenderemo un giorno. Diciamo che c'è la volontà sia nostra sia del comune, però diciamo che ci sono delle situazioni contingenti nella città come lo svincolo di giostra che potrebbe, se fosse, diciamo, fruibile, già potremmo allungare la maratona e non lo possiamo fare. Poi ci sono i traghetti, ci sono tante situazioni che incidono nella lunghezza del percorso. Ovviamente su questo ci vuole un tavolo tecnico più lungo nel tempo da organizzare. Noi per vari motivi per ora siamo circoscritti a questo tempo, un tempo limitato in cui abbiamo organizzato la maratona, però dal prossimo anno partiamo da subito per cercare di aumentare il circuito, quindi farlo un po' più appetibile, perché ci sono i maratoneti puri che loro partono da una parte e arrivano dall'altra, non si può fare, però diciamo che il sistema circuito non è male, bisogna magari allungare un po' di più, però ci vorrà del tempo. A Montelepre Don Dario anticipa il convegno del 10 marzo sulla Passione di Cristo. Il servizio da Trapani. Il periodo del Covid ha un po' interrotto questi grandi momenti. Questo convegno in qualche modo vuole appunto farci entrare nel clou della Settimana Santa, ma allo stesso tempo viverla da un punto di vista religioso. Qui a Montelepre abbiamo da tantissimi anni la famosa processione dei misteri, la Domenica delle Palme, coinvolge circa 400 figuranti, gente di tutta di Montelepre, che almeno una volta nella vita vivere questo momento non a livello scenografico ma veramente con passione, perché tutto questo ci dà degli insegnamenti, ci invita a vivere anche da un punto di vista di fede quello che facciamo. Questi momenti, come anche il convegno che faremo, ci aiuteranno a comprendere tutto questo. Cosa significa per lei, da presidente della deputazione dell'Urna del Cristo Morto? L'umanizzazione della divinità, che è stata al momento della nascita di Gesù Cristo, umanizzazione della divinità che sia nel martirio e quindi i dolori che ha patito il nostro Redentore. Lo faremo con un relatore medico che è il presidente vicario dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, che ringrazio proprio per la sua collaborazione. Andremo proprio a evidenziare quelle sofferenze
che hanno permesso a noi la salvezza. Senza questa umanizzazione della divinità e i dolori che ha patito il Redentore, la salvezza era vana. L'urna del Cristo morto, la deputazione di cui mi onoro di essere presidente, si è sempre adoperata in questi convegni per aumentare la cultura religiosa, ma la cultura in senso generale. E quindi ho il piacere di quest'anno di iniziare di nuovo questo percorso e questo cammino. A freddo riusciamo a fare sintesi, da soli riflettiamo. Quel momento di riflessione, portarcelo con noi verso cosa? Prendere coscienza di quella che è la nostra fede, che non deve essere, come dice Papa Francesco, purtroppo ad acque di rosa. Trova in Cristo il compagno di vita della nostra esistenza, un punto di riferimento nel nostro cammino di fede. Se Cristo è il nostro maestro, dobbiamo far sì che la sua vita, il suo essere uomo come noi, ci deve portare a capire cosa possiamo fare noi, cosa dobbiamo fare noi. Vi aspettiamo domenica 10 di marzo alle ore 16 nella Chiesa Madre di Montelepre per vivere questo momento culturale e di fede tutti insieme in preparazione della Pasqua. Vi aspetto tutti. E per lo sport vi proponiamo una sintesi dell'incontro di calcio tra il San Luca e Licata, terminata con un pareggio 0-0. 29esima giornata nel girone I di Serie D. Licata che rende visita al Corrado Albaro, Fortino del San Luca che nel girone di ritorno ha cambiato pelle conquistando 2 vittorie e 4 pareggi, rovinando questa importantissima striscia di risultati utili nella recente sconfitta di Portici. Campionato all'insegna dell'altalena di risultati per il giovane Licata, reduce prima di osservare il recente turno di riposo da ben 3 sconfitte consecutive. Dirige la partita Marco Costa di Busto Arstizio, coadiuvato dagli assistenti Tinelli e Gani Alshad. Passiamo al film della gara che si apre dopo 3 giri di orologio, subito vibranti proteste tra i locali per l'atterramento di un calciatore sanluchese in area. Ben posizionato il direttore di gara Costa lascia correre. Al quinto percussioni di pedalino, il terreno di gioco irregolare non adatto a un campionato di Serie D, facilita Abercon che prova un destro sporco che per poco non sorprende Ianni. Occasionissima per i calabresi sul rinvio profondo, scivolone di Calaiò che spalanca la strada all'attaccante sanluchese che spara alto d'ottima posizione, tutto fermo in ogni caso per posizioni offside. Calabresi che sembrano provarci con maggiore insistenza, tentativo dalla distanza che sorvola la trasversale della porta di Valenti. Al 40esimo lancio lungo alle retrovie per l'inserimento dell'esterno di Mister Mancini, diagonale che fischia vicino al palo. Dal corner che ne segue, gioco a 2 vicino alla bandierina che libera al mancino. Ficara prova con il tentativo a giro largo di 1 metro circa alla destra della porta difesa da Valenti. Prima frazione di gioco che va in archivio allora sul parziale ad occhiali. Passiamo con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. Questa volta sono gli ospiti a protestare sul rinvio sporco di Abercon. Minacori lanciato a rete viene spinto al limite d'area di rigore, lascia correre anche in questa occasione il fischietto di Busto Arstizio. Anche se resta più di qualche dubbio dal nostro rallenti sulla spinta di Fiumara ai danni dell'attaccante licatese. Gara che scorre via senza sussulti, primo cambio per Mister Romano al minuto 73 che getta nella mischia Saito in luogo di Abercon. Al 78esimo ci prova Cappello dalla distanza con il mancino smorzato da Ianni sulla ribattuta, attenta la retroguardia calabrese a guardarsi dall'arrivo di Saito. All'82esimo Minacori prova a sfruttare uno dei pochi palloni giocabili della sua partita, 40 metri palla al piede chiusi da un destro a giro, facile preda da parte di Ianni. Questa l'ultima azione della gara di Minacori che lascia campo a Orlando, difende il risultato il tecnico licatese in questo finale. Al secondo però dei 7 minuti di recupero verrà espulso Signorelli per il San Luca per eccesso di foga nel tentativo di recuperare un pallone. Tutto qui quanto accaduto al Corrado Albaro di San Luca per una partita che non sarà sicuramente un bello spot per il movimento dilettantistico. Il terreno di gioco non favorisce le due formazioni, ne esce fuori una partita scialba che non fa né vinti né vincitori. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alla prossima edizione e vi auguriamo una buona serata.